Sono... Aspetta, per su gobbo. Vabbè, no, lo faccio, dai. Lascia tutto così. Sono inequivocabili i segni che dimostrano che il giovane trovato ieri su di una spiaggia dedicata è in realtà un virtuoso pianista. Il genio è attualmente ospitato nella tenuta estiva del ministro per i beni culturali Denardi, attualmente fuori sede per una vacanza. Nei prossimi giorni sarà convocata una equipe di specialisti per accertare attraverso degli esperimenti la natura della malattia del giovane. E adesso passiamo alla politica. È stato convocato per domani? Fermo. È stato brutalmente malmenato e tratto in arresto il giovane che si era spacciato per un famoso pianista. Si trattava in realtà di uno scherzo orchestrato, si pensa, oltre che dallo stesso giovane, anche da alcuni esponenti di un gruppo già noto in passato per altri gesti goliardici. Il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre il suo avvocato ha già reso noto che intende invocare per il suo cliente l'infermità mentale. E passiamo adesso alle predizioni del tempo.